Lino Carta, portacolori dell'Atletica Amatori Nuoro, si è aggiudicato la 12ª edizione del Cross Nuraghe Ugolio disputato ieri nella pineta che sorge alla periferia del capoluogo barbaricino. L'atleta della formazione di casa ha preceduto sul traguardo Agostino Sabba dell'Atletica Gocceano, Francesco Mei dell'Atletica Sant'Adi. Al quarto posto Salvatore Columbo dell'Amatori Nuoro che ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra Giuseppe Cavallaro. In campo femminile invece al primo posto si è piazzata Leonarda Cantara dell'Atletica Ozieri, seguita da Severina Marras della società Marmilla Mogoro e da Ivana Corrias della Libertas Campidano. Al quarto e quinto posto due atlete dell'Amatori Nuoro, Alessandra Ceccarelli e Antonella Cao. Primo tra gli allievi invece è stato Alessandro Mei dell'Atletica Olbia. Lino Carta succede nell'Albo d'Oro a Salvatore Orgiana. La competizione, organizzata dalla Società Atletica Amatori Nuoro, presieduta da Mario Bitti, con la fattiva collaborazione dell'Ente Foreste, proprietario dell'Area Verde, ha visto al via quasi 300 atleti che si sono dati battaglia su un percorso ricavato all'interno della pineta. Per il master il tracciato era di 6.000 metri da percorrere in 4 giri. Il fango e il freddo hanno messo a dura prova gli atleti. Alla fine sul traguardo hanno trionfato Lino Carta e Leonarda Cantara, ma tutti i partecipanti alle 10 competizioni in programma meritano un plauso. Alla competizione ha assistito un pubblico numeroso e attento che ha sostenuto gli atleti. Soddisfatti per la riuscita della competizione gli organizzatori dell'Amatori Nuoro. La Nuraghe Ugolio si è confermata una delle più belle e impegnative gare del circuito podistico sardo e merita di tornare, fida al volendo, ad essere inserita nel calendario del campionato regionale di cross.